I prefetti rappresentano il governo, io i veneti, cominciamo così. E siccome rappresentano il governo, penso che sia logico che dovrebbero riconoscere che l'ordinanza è stata fatta recependo l'istanza del governo. Torna sull'ordinanza di venerdì il governatore Zaia, quella della riapertura dei cimiteri e dei takeaway per intenderci, e passa al contrattacco. Nelle ultime 48 ore non sono mancate critiche da parte di sindaci e prefetti sull'attuazione della misura, come quella del primo cittadino di Venezia, Brugnaro. La regione si è mossa all'interno delle sue prerogative, nessuna invasione di campo, dice Zaia, mostrando un raffronto delle normative predisposto dall'avvocatura regionale. Non c'è nessuna volontà di contrapposizione, capisco le loro difficoltà, ma io non so cosa farci. Se qualcuno è in imbarazzo perché apriamo gli orti o le fiorerie, perché deve chiedere l'autocertificazione per le fiorerie, li capisco fino in fondo, ma è il governo che ha detto di aprirle, addirittura con una circolare. Di cosa stiamo parlando? Problemi interpretativi a parte, resta comunque una strada segnata, quella della riapertura. Lo stesso Zaia è in attesa del DPCM annunciato dal governo e che dovrebbe dare una roadmap della fase 2. Anche in queste ore c'è stato un confronto tra governo e regioni. Noi partiamo dal presupposto che quello che è apribile secondo i dettami del Comitato Tecnico Scientifico Nazionale, noi siamo pronti ad affrontarlo. Inevitabile sarà l'ok del mondo scientifico. Il Comitato Tecnico Scientifico Nazionale, ma immagino sarà così, si dovrà esprimere su tutto quello che facciamo, perché in campo scendiamo tutti, non ci deve essere nessuno che si chiama fuori, perché di mezzo c'è la salute dei cittadini, la salvaguardia dei lavoratori e dell'economia. Via libera atteso dal mondo economico a partire dal turismo, dove si continuano a registrare numeri drammatici. C'è qualcuno che fa il sorrisino quando parli di discoteche, di attrazioni e quant'altro, o di turismo, che sembra una roba un po'... sono 35.000 persone che non avranno uno stipendio. Se qualcuno ha qualche soluzione, oltre a sorridere, ce lo dice e la adottiamo subito. Cioè, stiamo parlando di un comparto che è veramente messo in ginocchio. Stiamo già respirando l'aria di molte tragedie.